Ciamini. È un incrocio di lingue, volti e storie il Ponte Vecchio. Attraversarlo per molti è qualcosa di più che una visita. Questa signora arriva da Bologna ed è qui con il suo ragazzo di 13 anni. E ieri abbiamo fatto a Cima del Grappa, abbiamo visto il Sacrario e oggi era dopo fare questa. È quasi un viaggio delle memorie. È un viaggio per riuscire a trasmettere il senso di quello che è stato il passato qua in zona, sì. È un ponte che anche lui si ricorda gli avvenimenti che ha passato, è stato distrutto dalla guerra, in seguito alle alluvioni è stato ricostruito numerose volte, ma comunque è continuato ad esistere e tutt'oggi la gente ci passa e può vedere anche il panorama che c'è. Lezioni di storia e soprattutto di vita per questo tredicenne. Questo bambino ha 8 anni, bisnonni originari di Valdobbiadene, arriva da Milano con la famiglia. Anche lui è colpito. È la prima volta. Cosa ne pensi? È molto bello. Mi hanno detto che è stato rifatto, che l'hanno fatto esplodere e queste cose qua. Tanti turisti italiani, qualcuno è arrivato in moto. È bellissimo. La prima volta che lo Una vedi? volta sì, l'avevo visto magari l'avevo già visto in televisione così, ma dal vivo mai. Bello. C'è chi arriva da vicino, come questa signora di Campo San Martino, e chi, vicentino, non l'ha mai visto. È da tanto tempo che non venivamo a Bassano e infatti il primo pensiero è stato il Ponte Vecchio e siamo venuti qui a salutarlo. Veramente la signora non c'era mai stata. Sul serio, da Vicenza è mai stata sul ponte? Sul ponte. Quindi era davvero imperativo, obbligatorio. Ci passavo in macchina una volta e venire a piedi è una bellissima cosa. Negli occhi infine di quest'uomo, 86 anni, portati splendidamente, i ricordi di chi il Veneto lo ha lasciato per necessità, per tornare fiero con la sua famiglia. Io sono originario di Stoccareddo di Gallio e sono un baù. E vive invece? E arrivo da Pinerolo, Torino. Ha portato tutta la famiglia? No, sì, praticamente sì. Una parte del figlio e una figlia. Perché il Veneto resta nel cuore. Noi siamo quelli che abbiamo fatto onore al Veneto perché siamo stati dei grandi lavoratori. Io ho una figlia che è primario e lui è ingegnere. Ecco. Ed è orgoglioso. Certo, sono orgoglioso di quello che hanno fatto perché io ho costruito.